Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui in diretta con noi a Movieland Hollywood Park per la prima diretta della stagione 2025 e vogliamo raccontarvi quello che è successo oggi e a farlo con me ci sta la bellissima Giulia. Ciao Seba, intanto voglio fare un saluto a tutti i nostri follower che ci seguono e ci supportano sempre. Per il secondo anno torna il format di Instagram che racconterà da vicino gli eventi di Movieland e di Caneva. E oggi siamo partiti col botto con il Love Angeles Day. Ma prima di parlare dello show andiamo a vedere com'è andato il coffee break con stampa, influencer e creator a Little Italy. And the angels sang, the sweetest song I ever heard. You speak. Mamma che fame Giulia, non hai idea di che buffet ti sei persa! Seba, dai. Lo so Giulia, scusa, che sai che quando vedo un buffet non riesco a resistere alle prelibatezze. Comunque torniamo a noi, parliamo dell'evento inerente allo sneak peek di K6 direttamente in teatro con il nostro CEO Fabio Amicabile. Wow, sono così curiosa di provare la nuova attrazione K6 che non vedo l'ora che arrivi il 1° giugno. Già, intrighi, misteri, missioni segrete. A proposito di cose segrete, sai, ne abbiamo riservata una bella grossa. Spiegami, perché non abbiamo mai fatto una caccia all'Oscar? Hai proprio ragione. Sarebbe un'attività da fare quest'estate effettivamente. Però non perdiamoci in chiacchiere Giulia, andiamo a vedere com'è andata la prima del nuovo show in teatro, Love Angeles. L'amore, che bello l'amore. Giulia? Giulia? Vabbè, bene ragazzi, mentre Giulia si riprende dalla prima di Love Angeles, io chiedo alla regia di lanciare il servizio sullo show degli show. US Army Stunt Show. Aggiungere, non esiste visita a Movieland senza lo US Army Stunt Show, vero Seba? Sì Giulia, assolutamente uno show imperdibile che mi lascia sempre a bocca aperta. Un ringraziamento speciale a tutti gli stunt e al cast artistico di Movieland. Ridendo e scherzando siamo arrivati alla fine di questa prima puntata dedicata agli eventi di Caneva World. Vi ringraziamo di averci seguito e vi diamo appuntamento al Movieland Pride il 24 maggio. Ciao!